Siamo giunti alla sesta corsa dal Savio con un miglio per cavalli di categoria E, ritirata Utopia, trio restano 8. Osiri de Grif, Amber Kronos, Veles Daghi, Unico Già, Sheba, Donna Granata, Tenor de Lune in prima fila, Laios Cella, Quincy Frontline in seconda. I favori sono in chiusura per Donna Granata e Veles Daghi vicinissimi nella valutazione, macchina che accelera e stacca in questo momento con la velocità di Donna Granata che conquista in breve il comando nei confronti di Veles Daghi. All'esterno rimane invece Unico Già Sheba. Velocissima Donna Granata su Veles Daghi, a sua volta veloce, che però deve subire l'avversaria e rimanere in seconda posizione, mentre Unico Già Sheba si accoda in terza posizione davanti a Osiri de Grif. Intanto 14,4 per i 200 iniziali. Esce all'esterno intanto Unico Già Sheba per anticipare la progressione di Tenor de Lune. 400 in 29,7. Quinta posizione per, anzi sesta praticamente, per Laios Cella. Poi Amber Kronos e Quincy Frontline. 45,6, passaggio ai primi 600 di gara con Donna Granata che continua a guidare. All'esterno è Unico Già Sheba alla corda Veles Daghi. Gli 800 se ne vanno in 1 minuto 6 decimi. Percorsi esterni sono anche Tenor de Lune e Laios Cella. Cavalli ora all'attacco della penultima piegata con Donna Granata che continua a guidare, alla fine nettamente favorita 2,17 l'allieva di Roberto Vecchione che arriva al chilometro in 1,16,1, insiste all'esterno Unico Già Sheba, mentre alla corda c'è Veles Daghi, prova a venire via anche Tenor de Lune quando siamo a 450 dalla conclusione. Più indietro Laios Cella, 400 al palo con Donna Granata in vantaggio su Veles Daghi, allunga decisamente Donna Granata, Veles Daghi in seconda posizione, cede Unico Già Sheba. E siamo al completamento della curva finale con Donna Granata, attaccata ora da Veles Daghi, Donna Granata in vantaggio, Veles Daghi però centropista ci prova, Veles Daghi in vantaggio a 100 dalla conclusione, viene a dominare su Donna Granata, mentre per il terzo è Osiri de Grif che ha ragione degli avversari. 1,14,2, 29 a chiudere, terza a seguire per Veles Daghi, Roberto Andreghetti, Giorgio Cassani. Veles Daghi vince davvero molto bene perché già all'ingresso in retta d'arrivo si capiva che era bello carico e nel finale stacca letteralmente Donna Granata che deve cedergli il passo. Una lunghezza e mezzo, quasi 2 di vantaggio sul traguardo, mentre al terzo, molto più indietro, finisce Osiri de Grif.